Dal cappello del mago. Amici, eccoci, ciao e benvenuti a Dal Cappello del Mago. Io come sempre sono il mago Alesgar. Mettetevi comodi, mettiamoci comodi perché iniziano nuove avventure. Però prima, e lo dico agli amici che ci seguono su YouTube, lasciate un bel commento qui sotto, simpatico, positivo, anche magico, che magari riguarda la puntata di oggi. Il più bello verrà scelto da me, dal saggio alieno, dalla fatina Giulietta. Il più bello potrà aggiudicarsi alcune magie, alcuni giochi di prestigio da ricevere a casa. Quindi mi raccomando, dai, giocate con noi, fate questa cosa, commentate con un bel commento positivo, bello, un pensiero, anche un pensiero che riguarda proprio il tema di quest'oggi. Ecco, se vi va, naturalmente. Allora, noi ci mettiamo comodi, saluto tutti voi, ecco, e saluto anche il saggio alieno. Saggio alieno, ciao! Oh, eccomi! Ciao a tutti! Ciao mago! Ebbene, allora, lui c'è, voi ci siete, io ci sono, siamo pronti per cominciare questa bella puntata da vivere insieme. Oggi che cosa faremo? Oggi non mi ricordo più, ragazzi. Voi ve lo ricordate? No, siete appena arrivati. Allora, l'unica è chiederlo a chi? L'unica è chiederlo al saggio alieno. Saggio alieno, senti un po'. Non mi ricordo benissimo, ecco, quello che oggi andremo a fare. Tu te lo... l'ha segnato. E allora dai, cosa faremo esattamente quest'oggi? Caro mago, la puntata di questa settimana è dedicata a lei, all'acqua, e infatti si intitola Magica Acqua. La apprezzeremo con un pizzico di magia e anche di musica. Ma certo, ma che bello, ma allora siamo pronti, certo. Adesso mi ricordo tutto, ragazzi, ecco. Mi ricordo anche, di ricordarvi di mandarci i vostri disegni, i vostri saluti, i vostri pensieri, ecco, scriveteci con l'aiuto di un grande a ciao_gmail.com. ecco, non vediamo l'ora di leggere e di guardare i vostri disegni, io, il saggio alieno e la fatina Giulietta e anche l'albero burlone. Quindi ciao_gmail.com. E allora cominciamo con le nostre avventure, perché oggi si parte. L'acqua scorre, scorre e va, limpida e cristallina realtà. L'acqua che lava i nostri corpi e ogni giorno beviamo a sorsi. Lei ci accompagna da una vita e come carezza è nostra amica. L'acqua scorre, scorre e va, limpida e cristallina realtà. L'acqua velata nel dolce tocco, nella quale ciascuno riflette il volto. L'acqua ci insegna a lasciare andare, a scorrere pure se qualcosa fa male. L'acqua scorre, scorre e va, limpida e cristallina realtà. Sa però anche essere forte, quando invece unisce le forze, e questo ancora le insegna bene. Noi dovremmo scorrere assieme. L'acqua scorre, scorre e va, limpida e cristallina realtà. L'acqua sece e scorre
trasparente. Quante storie da ascoltare, quanti giochi da imparare con il mago Alescar. Quanti trucchi lui sa fare, le risate a non finire con il mago Alescar. Quante storie da ascoltare, quanti giochi da imparare con il mago Alescar. Quanti trucchi lui sa fare, le risate a non finire con il mago Alescar. Ragazzi, avete visto quanta magia nell'aria? E questa è anche la forza della natura, la potenza e la magia dell'acqua. Proveremo ora a fare una magia proprio con l'acqua. Amici, eccoci per i saluti in conclusione. Quante avventure anche oggi, mi sono un attimo ripreso, davvero tantissime avventure. Beh, allora grazie a voi, grazie al saggio alieno e salutiamo anche il nostro Albero Burlone. Ciao Albero! Oh, ciao amici, ciao mago. È fantastico il nostro Albero Burlone che si può trovare anche sul canale YouTube Mago Alesgar con tutte le sue barzellette che piacciono. Diciamo ha un umore, delle barzellette un po' particolari alcune volte, però dai, altre volte sono anche simpatiche. Grazie Albero. Beh, io vi ricordo in conclusione, scriveteci a ciao@gmail.com. Mandateci i vostri disegni, i vostri saluti, i vostri pensieri, fatevi aiutare da un adulto, ecco, e scrivete a ciao@gmail.com. Aspettiamo i vostri messaggi e poi iscrivetevi anche al canale YouTube Mago Alesgar per rimanere aggiornati. Beh, vi aspetto sempre qui, con tutta la squadra, con tutta la ciurma per nuove avventure da vivere insieme. Alla prossima, ciao amici, ciao!
al cappello del mago.